stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. In the Name of Love, Lorenzo Licitra, lo abbiamo citato tante volte in questa puntata, lo abbiamo anticipato, finalmente ci ha raggiunto al telefono. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Paolo, grazie di cuore. Beh, intanto bentornato, finalmente ci mancavi, sai, il nuovo singolo si intitola Sai che ti ho pensato sempre, noi ti abbiamo pensato spesso, tu hai pensato spesso ai tuoi fan? Assolutamente, sempre nel cuore ogni giorno. Non c'è stato giorno in cui non ho pensato a loro, quindi è stato un pensarci a vicenda. Esatto, meno male. Ascolta, tra l'altro il nuovo singolo è uscito venerdì 17 maggio, non sei scaramantico, vero? No, assolutamente, guarda, contro tutte le sfighe, contro tutte le sfortune di questo mondo abbiamo voluto azzeccare una data che invece ci portasse fortuna. E insomma, sembra che ci siamo riusciti, quindi speriamo bene. Poi uno che ha vinto X Factor, sinceramente, che può aver paura di questi, dei numeri, eccetera. Intanto mi piacerebbe sapere cosa vuol dire essere vincitore di X Factor, perché se io fossi in te, la mattina io vado allo specchio e cioè me lo dico tutti i giorni, cioè, mi guardo allo specchio e dico: ma guarda un po', questo è il vincitore di X Factor, cioè io farei così. No, ma tu sai che io ancora ad oggi, nonostante sia passato un anno e mezzo, ancora se ripenso a tutto il percorso, soprattutto poi alla finale, dico: ma è successo veramente? Cioè ancora non realizzo, perché è una cosa così grande, così bella, e è un sogno bellissimo. Il programma penso sia uno dei programmi più belli concentrati solo sulla musica, e arrivare fino alla fine con i vari ostacoli che durante il programma insomma sorgono, e sono sorti tanti, e arrivare fino alla fine e realizzare il tuo sogno penso sia una cosa irrealizzabile e bellissima, quindi credimi, ancora ad oggi faccio fatica a crederci. Poi immagino, ecco, la cosa più bella secondo me è proprio quando uno non se l'aspetta, no? Quando è che tu ti sei accorto che c'era qualcosa che si stava muovendo, che stava andando, sai, perché poi è un attimo che tutti attorno ti facciano i complimenti, no? I parenti, gli amici, per carità, poi uno è contento, per carità, anche di quei complimenti, però nell'effettivo poi il riscontro del pubblico lo noti da altre cose, no? Tu quando è che l'hai capito? Beh, guarda, la finale è stata così palese un po' per tutti che in quegli attimi ho percepito che il pubblico stava gradendo molto, soprattutto quell'impegno che ho messo negli ultimi step, no? C'era la parte quella là del best of, del medley finale, e lì ho cercato di dare il massimo. Ho detto: guarda, è la finale, me la gioco, alla fine stasera, dopo 2 mesi torno a casa, finalmente riabbraccio i miei amici, la mia famiglia, quindi vada come vada, però devo dare il massimo, ed è stato proprio lì, dare tutto ha fatto sì che il pubblico lo vedesse ed è arrivato, quindi quello è un momento bellissimo che porterò sempre nel cuore. Certo, e prima di salire sul palco cos'è che ti carica? C'hai qualche, non un rito scaramantico, però qualche pensiero, un messaggio, che ne so, a casa, oppure le caramelline alla menta, non lo so, c'è qualcosa che ti aiuta? Beh sì, ho molti rituali, ma non scaramatici, rituali più che altro per la voce, quindi mi chiudo in tutti i bagni di tutti i camerini, perché c'è un'acustica abbastanza adatta, inizio a fare delle scale tutte, infatti chi passa sempre da là dice: ma chi c'è qua dentro, si sente male, magari ha qualche problema, sono io che riscatto la voce, quindi sì. Beh, ascolta, a 16 anni tu hai iniziato a cantare o meglio, hai iniziato a studiare seriamente con il canto lirico al conservatorio, e adesso, prima appunto parlavamo dei talent in generale, dicendomi appunto che X Factor credi sia appunto il migliore ad oggi, e adesso tutti ambiscono al talent, è difficile andare da un bambino e chiedere cosa vuoi fare da grande e ti dice l'astronauta, no? Ad esempio. Sì. Ecco, tu ti sei formato da subito, vogliamo dire e lanciare un messaggio verso tutti i ragazzi giovani che è davvero importante la formazione, studiare canto, non rovinarsi le corde vocali, lasciando stare le caramelline alla menta, ovviamente. Assolutamente, no, guarda, è una cosa che dico sempre a tutti, credo che lo studio, soprattutto se si fa questo mestiere, sia la base, cioè oggi vediamo che è tutto facile, magari metti i tuoi video su un canale internet e prendi popolarità,
però si ha più soddisfazione, ecco, se in realtà dietro c'è uno studio, c'è una passione che anche la scopri, ecco, appunto facendo pratica, facendo delle scuole, avendo gli insegnanti giusti. È quella che appunto ho cercato io da subito, attraverso il conservatorio, attraverso l'insegnamento privato, ed è quella che nel tempo poi vedi che ti dà più gratificazione, perché è quella che rimane. E quando è che hai avuto la vocazione, fra virgolette? Sai, perché appunto cantiamo tutti, no? Ma poi si va al karaoke, eccetera. Però quando è che hai detto, no, questo deve essere il mio mestiere, sento che devo trasmettere qualcosa, sento che devo dire qualcosa con la mia voce? Penso che questa cosa, questa sensazione l'abbia capita da subito, da piccolino, quando iniziavo appunto a cantare con il coro Marielle Ventre della mia città di Ragusa, e da piccolino ho capito che un giorno, da grande, io non potevo fare altro, cioè non mi vedevo a fare, ecco, il mestiere di papà che è farmacista o tutt'altro. Dicevo no, io voglio cantare, il mio mestiere è salire sul palco e cantare, quindi da subito ho saputo che era questa la strada e allora stavi certo. Allora stavi citando il coro Marielle Ventre di Ragusa, e quindi permettimi, siccome li conosco tutti, ovviamente salutiamo anche la maestra Giovanna Guastella. Certo, un affettuoso abbraccio a lei, che è stata, diciamo, un po' la mia prima mamma musicale, no? È stata lei che mi ha fatto appassionare al mondo appunto del canto, e anche un po', permettimi il termine, anche a rigore, che andava che serviva insomma per cantare, perché comunque serviva a cantare con le braccia composte, certo, con il sorriso, trasmettendo proprio gioia. E già da piccolini essere incaranati in questo mondo ti fa capire anche che è bello, è bellissimo, ma ci vogliono delle regole. E questo anche da grandi poi serve, quindi è importantissimo. Esatto, quindi complimenti anche a Giovanna, che la salutiamo. Poi ecco, io ho lavorato per tanti anni per lo Zecchino d'Oro, e il coro di Marielle Ventre di Ragusa appunto ha un repertorio prettamente legato alla musica e le canzoni dell'Antoniano di Bologna, che saluto, e quindi è tutto un bel modo di fare, poi i frutti vedi che si raccolgono. Sì, assolutamente giustissimo, d'accordissimo. È importante soprattutto proprio da piccoli, ne incontro tantissimi ogni giorno, ed è bello dire loro: guarda, io ho iniziato cantando in coro, non da solista, perché anche cantare in coro è bello, ci si accorge di non essere da soli, ma di avere tante voci che fanno poi una cosa bellissima, che armonizzano, che fanno tante cose belle, quindi è importante, è importantissimo. Esatto. Beh, allora da Ragusa, da quel coro lì con Giovanna, a Bill Clinton, tra l'altro. Il passo è breve. È un po' inaspettato, nessuno l'aveva mai fatto, però. Beh, allora, perché in qualità di ambasciatore italiano del bel canto hai cantato a New York proprio davanti a Bill Clinton. Qual è stata la sensazione lì? Guarda, ho cantato tantissime volte negli Stati Uniti, anche prima di X Factor, ho avuto la fortuna di girare un bel po' il mondo, e quella volta lì davanti appunto a 3.000 studenti di tutto il mondo, e appunto davanti a personalità importantissime, tra cui l'ex presidente. Guarda, è stata un'emozione che ho dovuto gestire sia prima che dopo, perché ti rendi conto che quello è un po' il centro del mondo, e da lì passano tantissime culture, tantissime cose che vediamo poi ogni giorno anche nel nostro piccolo, e quindi essere lì e portare un piccolo semino che era appunto all'occhio di tutti è stato veramente una grande responsabilità. È una, penso, delle esperienze più belle che porterò nel cuore, questo di sicuro. Certo. Allora, finalmente è uscito il nuovo singolo, Sai che ti ho pensato sempre. Ci abbiamo messo un po', Lorenzo, come mai? Beh, guarda, serviva il tempo giusto, serviva anche il team giusto, perché è un singolo che è il frutto di un lavoro appunto di squadra, un lavoro fatto di persone che non hanno mai smesso di crederci, che mi conoscono vocalmente, che sanno che mondi poter testare, quindi appunto è stato anche una scelta un po'. A un certo punto, dopo la vittoria X Factor, dopo tutto quello che è successo, sono iniziate ad arrivare tante bellissime opportunità, ma soprattutto all'estero, e tra appunto scegliere la carriera concertistica subito al momento e quella discografica ho dovuto essere un po' lungimirante e dire: non posso fare le entrambe e farle male,
preferisco farne una ma farla bene e poi tornare sull'altra, e così ho fatto un po' di giri da forestiero a giro per il mondo, poi sono rientrato e mi sono dedicato a quello che adesso sarà il mio lavoro discografico. Appunto, questo è il primo singolo, arriveranno altri, quindi insomma. Ecco, questo è un brano in italiano, quindi il tuo futuro lo vedi cantando in italiano o in inglese? No, questa è una cosa che sarà sempre, saranno due mondi che saranno sempre vivi, perché abbiamo la fortuna di cantare in un modo che all'estero piace tantissimo, quindi è molto apprezzato, ma chiaramente la chiave per andare all'estero, ahimè, non è solo l'italiano ma è anche la loro lingua, e quindi l'inglese, quindi vabbè, essere versatili in questo, poter portare brani come In the Name of Love, o cover meravigliose che hai fatto come quella dei Queen eccetera all'estero, comunque poi porta acqua al proprio mulino e poi apprezzeranno anche le canzoni in italiano sicuramente. Allora Lorenzo, io ascolterei questo brano e poi ci ritroviamo, se resti lì fermo, perché abbiamo altre 2 o 3 domande certamente. Va bene? Ok, allora ci ascoltiamo il nuovo singolo di Lorenzo Licitra, Sai che ti ho pensato sempre. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Il nuovo singolo di Lorenzo Licitra, Sai che ti ho pensato sempre, lo abbiamo qui al telefono. Lorenzo, sei sempre lì fermo, vero? Sì, assolutamente sì, non mi muovo. È uscito anche un video, no? Martedì scorso, che vedo che sta riscuotendo molto successo, ci sono già diversi complimenti nei vari commenti. Ci racconti un po' questo video? È stato bellissimo girarlo in un posto sul mare, perché essendo un siciliano che ama il mare, la richiesta principale era quella, quindi ho detto portatemi dovunque, basta che ci sia il mare. Scusa Lorenzo, noi parliamo dell'America, ma poi la Sicilia, no, assolutamente. E abbiamo scelto questo bellissimo borghetto in Liguria, a Parigotti, che appunto un po' ricordava casa, qualche scorcio di casa. Ed è stato emozionantissimo perché insieme al regista Gianluca Montesano abbiamo cercato di studiare bene in testa e di trovare dei simboli che un po' il pubblico, vedendolo, cercasse insomma di interpretare, ed è stato così. Ci sono tanti piccoli aneddoti, la corda, i sassi, le conchiglie, che poi se sente uno nel brano li ritrova nella canzone stessa, quindi è tutto non lasciato al caso, diciamo. Certo. Va bene, dai, quindi ci sono altri singoli poi che usciranno, ovviamente stiamo continuando a lavorare, giusto? Sai già darci qualche tempistica o no? Beh, dopo l'estate sicuramente avremo delle novità un po' più forti, quindi siamo al lavoro, diciamo così, dai, siamo al lavoro. Va bene. Allora Lorenzo, ultime 2 o 3 domande, visto che ci chiamiamo Paolino Express, facciamo anche qualche domanda sui viaggi. Mi piacerebbe sapere da te un viaggio che ti è rimasto nel cuore, un posto che ti è piaciuto particolarmente. Guarda, quello che porto più nel cuore è stata la Tanzania, dove sono stato lì a cantare, ma mi sono fermata anche qualche giorno in vacanza, e devo dire che è stato un posto magico, perché tutti mi parlavano del Mal d'Africa, e in realtà sì, quando sono stato in Sudafrica è avvenuto, ma in Tanzania ancora di più, perché forse si era più a contatto con la gente del posto, e devo dire che ad oggi, nonostante siano passati già quasi 9 anni, è un viaggio che porto sempre nel cuore. Ok. E invece un viaggio che vuoi fare, che ancora non hai fatto? Questa è una bella domanda, sai. Mi piacerebbe molto visitare i nordici dell'europa, andare un po' al freddo, andare anche in Russia, che so che anche lì amano il bel canto, quindi magari chissà, unire le due cose. Ma da siciliano soffrirai il freddo, secondo me. Lo so. Sei pronto, sì? Lo so, però sai, una volta nella vita va fatto, certo. Una volta basta. E ultima cosa invece, Lorenzo, cosa non manca mai nella tua valigia? Oh mamma. Se ti dovessero dire domani partiamo, lascia stare la meta, caldo o freddo, però una cosa che assolutamente devi avere e non puoi lasciare a casa. Adesso sembrerò paranoico, ma io porto con me sempre qualcosa per la voce, per la gola, perché anche se non devo cantare, non fare nulla,
Però ecco, che sia una sciarpa, che sia uno spray, o che siano un aerosol, perché a volte porto anche l'aerosol con me. Ok. È sempre Ok. con me, quindi nulla di artistico, ma proprio prettamente medico, non si sa mai, ecco, da buon siciliano, non si sa mai. Allora Lorenzo, io ti saluto, ti ringrazio davvero tanto, spero di vederti live molto presto e conoscerti di persona. Grazie, con piacere. Intanto invito tutti quanti a riascoltare, a scaricare legalmente ovviamente il nuovo singolo di Lorenzo Licitra, Sai che ti ho pensato sempre. Grazie ancora, a presto Lorenzo, un Grazie abbraccio. a voi. Di cuore, grazie a tutti, a presto.